Allora, siamo in diretta, giusto? L'audio c'è, si sente? Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati a tutti. 24 marzo, oggi dovrebbe essere meglio per la connessione. Ho attaccato il cavo, come diceva il generale Geromella ieri, essendo in redazione qua a Treviso, prima di volare a Trieste. Allora, salutiamo chi c'è. Buongiorno, Areo, grande Gabriele, buongiorno, Emanuel. Ciao Romana, buongiorno, la seguo sempre con affetto. Un abbraccio grandissimo Romana. Oggi commentiamo anche un po' quello che è successo a Ring. Cosa ha detto poco fa Mario Draghi? Saluto Paola anche da Instagram. Buongiorno Aldo Mitico, super serata ieri, il sondaggio deve far riflettere. Bravo Aldo, e tra poco ne parliamo. Buongiorno Nadia, beh, non ho molto da dire più del risultato del sondaggio, ma adesso ve lo dico. Buongiorno Varino, Paola, Gabriele, direttore, sto countdown mette ansia, lo so, però ragazzi, le notifiche di Facebook, e oggi abbiamo una riunione, finché non sistemano la pagina Facebook, vedete, ci sono pochissime, arrivano a pochi, e purtroppo dobbiamo, per quello utilizziamo Telegram. Quindi se avete possibilità, scaricatevi l'app Telegram come WhatsApp, lì avvertiamo sempre prima dell'inizio della diretta, così poi commentiamo insieme un po' le notizie. Ciao Vincenzo, mitico Alan, Tiziana, buona giornata di sole, è vero, oggi è bellissimo, c'è un bel sole anche qua a Treviso, e speriamo, ciao Chris anche da Instagram, e Pier, buongiorno, perché appunto speriamo davvero nell'arrivo del caldo. Ci sono un paio di novità, cominciamo subito da quello che ha detto Aldo per esempio ieri sera, ma partiamo poi da Draghi e dalla novità che stiamo raccontando da questa mattina in diretta su Tele4, che è la prenotazione per i vaccini di persone tra i 75 e i 79 anni. Ma Draghi è andato giù durissimo, adesso ne parliamo. Buongiorno anche a Ferdinando, mio omonimo, grande. Ciao Gabriele, ben trovato anche a te. Bene, adesso forza Marta non mollare, giusto Matteo? Abbiamo cominciato Ring ieri sera proprio dal dramma di Marta, questa ragazza accoltellata a Treviso mentre faceva jogging a Mogliano Veneto, ed è una storia incredibile, incredibile. Ieri sera devo dire sono stati molto duri anche i due ospiti che avevamo, Fratelli d'Italia, Formaggio, e l'assessore Marcato della Lega invece per la Regione Veneto, che hanno detto sostanzialmente non deve essere considerato come un minorenne ma valutato penalmente come un maggiorenne, quindi con ricarichi sull'eventuale condanna. Bene, ma l'importante è che Marta si riprenda, è stata operata e è ancora in prognosi riservata. Buongiorno Nirvana. Allora, il sondaggio di Ring ieri sera, qual era la domanda? Abbiamo detto, ciao Elisa, che cosa facciamo di queste prenotazioni online? Perché contestavamo il Lazio e poi in realtà il Veneto fa la stessa cosa. Immagino che ora questa piattaforma di cui tanto parlano in realtà non sia altro che quella che fondamentalmente il governo vuole per tutte le regioni, cioè quella appaltata a Poste Italiane, quindi quel sistema che in Lombardia per esempio scalzerà Aria, e questa società che ha fatto buchi da tutte le parti, acqua più che aria, e dopodiché probabilmente sarà applicata un po' a tutti. Ma davvero dobbiamo andare avanti con la prenotazione online adesso per gli over 80? Per tutti, ma comunque per gli over 80, quando contestavamo il Lazio che se faceva una cosa simile a questa? Bene, il risultato adesso sembra questo, però vi racconterò che cosa fa il Friuli Venezia Giulia, che fa una cosa diversa. E di questo sondaggio, più di 3.000 risposte, abbiamo detto: che ne pensate della prenotazione online per tutti e solo online? Il 91,5%, quindi quasi l'unanimità, ha detto che non va bene. Tant'è che ieri sera Marcato, lo faccia vedere questo sondaggio a Zaia, perché il 91,5% dei telespettatori di Ring ha detto che la sola prenotazione online per i vaccini in Veneto, poi immaginate gli over 80 e che spesso sono sgaissimi, lo diciamo, e sanno usare i computer, però insomma saranno in difficoltà. Il 91,5% ha detto infatti che è così, almeno nelle previsioni e nelle idee. Asia ben trovata. Cosa ha detto Mario Draghi poco fa? Era al Senato e ha attaccato duramente, secondo me in maniera durissima, le regioni, perché con la sua pacatezza, diciamo quel tono serafico, il ghigno di Draghi è andato giù pesante. Dice le regioni non discriminino gli anziani, l'obiettivo è quello di arrivare a 500.000 dosi al giorno, e segnatevi la data di ieri, perché spero davvero che quella di ieri sia la giornata della svolta. E ora spieghiamo perché. Non discriminate gli anziani, è difficile accettare, dice Draghi, differenze tra le regioni, alcune di queste
alcune di queste trascurano le direttive del Ministero della Salute e cosa fanno? Privilegiano, danno rispetto agli over 80 vaccini a coorti, diciamo come li chiama, gruppi che forse rispetto ad altri vantano priorità per presunta forza contrattuale. Cioè stiamo vaccinando altre persone o altri gruppi, in alcune regioni ci sono troppe differenze, dice Draghi, e non va bene perché forse in queste regioni ci sono determinati gruppi che vantano forze contrattuali. Di chi parla? Degli avvocati, dei magistrati, della protezione civile, che adesso sarà impiegata però sul campo, l'abbiamo detto anche ieri, però Matteo qui ci segnalava come a 34 anni è stato vaccinato anche lui. Mia madre ha fatto il vaccino stamattina a Riese, bravo Aldo, velocissimi, cortesi, avvisata via SMS ieri, ma che ci siano molteplici sistemi di prenotazione. Immagino è un invito quello di Aldo. Bene, quindi Aldo immagino over 80 la mamma. Il Friuli Venezia Giulia cosa fa? Perché dicevo la giornata di svolta? Perché ieri è andato, cosa dice Giorgio? Buongiorno Ferdinando, come sempre seguiamo con attenzione sulle rassegna stampa, grazie, un abbraccio da Instagram. E quindi cosa ci dice il Friuli Venezia Giulia con il vicepresidente e il presidente che ieri hanno parlato in aula, il Consiglio regionale, aprendo le vaccinazioni e le prenotazioni alla fascia 75-79 anni e oggi in un bel pezzo, mi pare Pertoldi, insomma l'amico Pertoldi che domani sera sarà ring come sempre su Tele4, sul Messaggero, sul Piccolo, insomma fanno un bel chiarimento come abbiamo fatto ieri noi nei servizi del TG di Tele4 per capire le fasce e le prossime vaccinazioni, ma oggi stiamo raccontando, lo dicevo poco fa, ci sono diverse code davanti alle farmacie, cioè c'è un assalto fondamentalmente per fare questa prenotazione. E poi parleremo anche dei Novax e di Belluno, ma dal 25, quindi da domani, ecco perché si stanno prenotando, fascia 75-79 anni. Finalmente si vaccinano anche i settantenni, perché cosa ha detto Draghi, e oggi lo trovate un po' su tutti i giornali, che il piano è solo ed esclusivamente adesso per fasce di età e fragilità, quindi dagli 80 scendiamo, che era la cosa più logica che si doveva fare sin dall'inizio, e scardinare immediatamente, gettare nel cestino il piano di Arcuri, altrimenti poi le regioni, come vedete, vanno un po' ad minchiam. Che altro vi volevo dire? Che nelle prime 3 settimane di marzo la media è stata di 170.000 vaccini al giorno, questo l'abbiamo detto tante volte, 170.000 dosi al giorno, più del doppio della media dei 2 mesi precedenti, quando avevamo cominciato dal Vax Day in avanti a fare vaccini. E quindi ieri abbiamo raggiunto alle 19:30, mi pare, oltre 218.000 vaccini, dosi inoculate nella giornata di ieri, ed è il nuovo record, e speriamo davvero che a questo 500.000 quotidiano si arrivi il prima possibile. Massimo, prenotato il vaccino questa mattina in farmacia, un po' di fila, ma ok per venerdì. Bravo Massimo, subito. Sì, over classe 36, bravo Aldo, quindi della mamma. Oggi sul giornale austriaco ci dice Tiziana, i test molecolari danno il 50% di falsi positivi, bisogna vedere quali test, qualche generazione, lo dicono da molti mesi, ma chi di dovere fa orecchio da mercante, sorge il dubbio che i dati siano falsati al rialzo, questo è conteggiare più volte i positivi, come confermato un post della Regione Lombardia. Cosa pensi di chi rinuncia a vaccinarsi perché non vuole AstraZeneca, che sbaglia? Paolo, l'abbiamo detto in tutte le maniere, ne abbiamo parlato anche ieri sera, ne abbiamo parlato nelle ultime settimane. Cosa vi devo dire? Sbaglia, abbiamo ancora dei dubbi, siamo ancora preoccupati, certo, ci dobbiamo fidare della scienza, adesso aspettiamo che arrivi Johnson Johnson, allora vi racconto subito di quello che è Belluno, ne abbiamo già parlato ieri mattina, dopo questa sentenza che di fatto dice che le 2 case di riposo hanno fatto bene a allontanare, cioè a sospendere i 10 operatori sanitari, 2 infermieri mi pare e 8 OS delle 2 case di riposo, perché appunto erano Novax, non hanno voluto fare il vaccino a febbraio, e la priorità è proteggere i pazienti ricoverati di quella casa di riposo, che è una cosa logica. Ieri sera Marcato si è scagliato duramente, ma proprio duramente nei confronti di questi Novax, diciamo, nel mondo della sanità, perché allora dice andate a fare un altro lavoro, e francamente io sono d'accordo, cioè nel momento in cui tu hai una casa di riposo, struttura privata, che dice col suo medico di riferimento del lavoro che queste persone sono inadatte a svolgere quel lavoro lì perché non vaccinate mettono in pericolo gli anziani,
chiaramente il giudice poi dà ragione. E cosa succede? Ora tutta Italia guarda questa sentenza di Belluno, perché Gottardo, durissimo marcato come Lotta. Cosa vuoi? Ma guarda, Gott, guardate, ascoltate la Zanzara tutte le sere, c'è il mio amico Gott, è quello più cattivo di tutti, su Radio 24. Allora, ti porto 10 spettatori rispetto ai tuoi milioni. Va bene, scusate, rispondo a Instagram. Quindi cosa fa alla fin fine questa sentenza? Viene guardata da tutto il resto d'Italia, che aspettava di capire come sciogliere questo nodo dei dipendenti e delle aziende private della sanità pubblica in tema di Novax. E ora si pensa anche a fare i vaccini al museo, insomma avete visto che sono tutta una serie di altre iniziative, per esempio da Venezia. Allora, il titolo del Gazzettino oggi è Italia in rosso fino al 15 aprile, la faccia di quello che ha detto Speranza ieri sera con la tripla, cioè cosa vuol dire? Che quando c'è una notizia molto importante, una dichiarazione importante sulle notizie ANSA, è una cosa un po' tecnica, ve la racconto, finisce con una tripla, cioè con degli asterischi. Bene, notizia importantissima, non abbiamo parlato delle chiusure dopo Pasqua. Risultato, chiusi fino al 15 aprile. È quello che è emerso dal Comitato Tecnico Scientifico, dall'invertice di ieri, al quale ha partecipato Speranza, che però ieri sera ha detto che non si è discusso di questo. Il piccolo oggi, la campagna di vaccinazioni, il calendario della fase 3, adesso lo diciamo, il Corriere del Veneto, operatori Novax sospesi dall'RSA, Veneto apripista, che è quello che vi ho appena raccontato. Ora si vaccina solo per età, di titolo il Corriere, Repubblica vaccini, ora l'Europa spera nell'alleanza con gli americani. Ora diciamo che cosa fa l'Europa. Questo l'ho già letto. Adriana, siete sicuri di essere sulla strada giusta? Sento ripetere a pappagallo come un mantra. Non so che dice Adriana, però chi è vaccinato può comunque trasmettere. Bravo Alan, a questo volevo arrivare a chiusura del tema di Duelluno. Cioè, alla fin fine, questi hanno rifiutato il vaccino a febbraio, questi operatori sanitari, ed è assurdo nel momento in cui ti occupi di persone fragili o con un'età molto avanzata. Allora, hanno rifiutato a febbraio, però tutto il resto, ed è quasi completato, mi sembra, i dipendenti della sanità, i ricoverati diciamo, gli ospiti delle case di riposo sono vaccinati. Chi è vaccinato, per quello che ci è dato sapere, lo ripetiamo tutti i giorni, comunque può trasmettere il virus, può averlo, ma non sviluppa la malattia, grazie a Dio. Vaccinato posso trasmettere il virus a qualcun altro, in teoria fino a prova contraria, come abbiamo sempre detto. E allora, se questi anziani sono vaccinati e gli operatori sociosanitari che lì lavorano in questa casa di riposo non vogliono vaccinarsi, sono gli operatori che rischiano, non gli anziani. Questo è il ragionamento a chiusura di tutto quello che dicevamo sul caso dei Novax di Belluno. Morra riesce sempre a far parlare di sé, dopo il caso Santelli, adesso pure le minacce ai medici per far vaccinare i parenti, ha raccontato un'altra verità a Matteo, poi in realtà credo che si discosti di poco da quel che abbiamo detto l'altro giorno. Ciao Ferdinando, non ti esporre troppo, libertà di pensiero e terapia domiciliare, sicuramente è meglio di obbligare, dicesi dittatura. Non ho mai parlato di obbligo di vaccino, è vero che quello che però ho detto ieri sera, Manuel, non so se hai seguito Ring, è che alla fin fine è un obbligo indotto, perché se diciamo che per prendere l'aereo non lo fa Ryanair, l'ha detto ieri, ci vuole il patentino vaccinale, se per andare al ristorante non entri se non hai fatto il vaccino, se non vai a teatro o al concerto se non hai fatto il vaccino, è un'obbligatorietà indotta. Andrew, non capisco, se ti vaccini sei sempre contagioso a quanto pare, quindi se i lavoratori dell'RSA, eccolo qua, non si vaccinano, che cambia, visto che comunque anche da vaccinato contagio ugualmente e rischiano loro. Come ho detto, rimaniamo chiusi ora per riaprire a Ferragosto. Fulvio, aspetto il licenziamento di tutti quelli che in ospedale non vogliono fare il vaccino, dicono il 130% almeno. Poi a lamentarsi che manca personale, ancora più casino. Andre, sentenza di Belluno stimolato al giudizio di inidoneità espresso dal medico competente, il medico del lavoro. Vincenzo, che mi devono chiamare, volente o nolente, l'unico strumento che abbiamo ora per tutelare gli anziani e i soggetti fragili è il vaccino. Nell'RSA bisogna avere ancora più attenzione. Non riesco a leggere tutti i messaggi, dobbiamo avere fiducia nella scienza, ma quale scienza? Quella spazzatura di scienziati pagati dal sistema. Speranza, prima o poi, speriamo, la pagherà, addirittura Clementina. Quindi il Friuli Venezia Giulia comincia adesso con i 75 anni, poi i 70 anni, 70-74 da fine aprile, 65-69 a maggio, 60-64 a fine maggio. Ora si comincia, l'ho detto, da domani con i 75-79 anni e le persone fragili. L'Europa che fa? La voce grossa ancora una volta con l'Inghilterra.
E cosa dice in particolar modo? Da febbraio a oggi abbiamo esportato 41 milioni di dosi fuori dall'Europa. Sabato, scrive Michela, io e mio marito e la mia bambina abbiamo fatto i tamponi di controllo, speriamo di essere tutti e tre negativi, speriamo davvero, Michela. Quindi 41 milioni di dosi esportate verso 33 paesi, ne abbiamo ricevute ovviamente molte meno, verso i 27 dell'Unione Europea. La nuova regola adesso, l'ha detto Ursula von der Leyen, ci sarà un vertice europeo al quale partecipa anche Biden, non accadeva dai tempi di Obama, insomma, per questioni europee, ma partecipa anche il Presidente degli Stati Uniti. Ora, sarà importante, in base a queste nuove regole, la reciprocità e la proporzionalità nella distribuzione e nell'esportazione delle dosi. Cosa vuol dire? Adesso cerchiamo di capirlo. Rispetto delle consegne, quindi nei confronti delle cosiddette Big Pharma, devono consegnare non con previsioni trimestrali come è fino ad adesso, ma settimanali, perché altrimenti loro ti dicono no, ma noi consegniamo i 5 milioni, 10 milioni nel primo trimestre, ma non arrivano per i primi 2 mesi, arrivano forse all'ultimo mese, quindi il dato è quella consegna prevista valutata per ogni settimana e quindi ogni settimana va rispettata, altrimenti si blocca l'export. Secondo aspetto, la proporzionalità, cioè bisogna valutare come sia questa campagna vaccinale, come sia la progressione della campagna vaccinale nel paese verso il quale si vuole esportare. Ipotesi AstraZeneca. Lo vogliamo dare a Israele? Serve ovviamente, utilizzano altro, ma comunque hanno praticamente finito. Siccome Israele è molto avanti, è quasi tutto aperto, come racconta tra l'altro oggi un imprenditore veneto della Russia, dove sono lentissimi perché la percentuale italiana di vaccinati doppia dose è 4,4 e lì è al manco al 2%, per oggi questo imprenditore veneto racconta sul Corriere Veneto, mi pare, di come sia tutto aperto, i ristoranti in Russia, Putin vende lo Sputnik ovunque, ma in realtà poi la sua popolazione è poco vaccinata. Comunque, se noi dobbiamo esportare AstraZeneca, ipotizziamo in Israele, ma sappiamo che Israele ha già quasi fatto ed è in una condizione avanzatissima di vaccinazioni, noi diciamo no, cara Israele, abbiamo priorità qui e ce li teniamo in Europa. Questa sarebbe la reciprocità e la proporzionalità di cui parlavamo. Ieri il giorno della svolta ve l'ho detto. Va bene, un po' delle dosi vi ho detto, tutto quanto. L'ultimo aspetto è la senatrice triestina Reutz, che avevamo definito senatrice in leasing in prestito al gruppo degli europeisti per far nascere il Conte 3, torna nel Partito Democratico. Intanto la Morgese su Repubblica fa l'intervista fotocopia. È una cosa straordinaria. Io vi dico, prendetevi l'intervista del ministro Lamorgese di 20 giorni fa, l'avevamo commentata qui, la leggete e la confrontate con quella che c'è oggi su Repubblica. La stessa identica cosa. Ancora dice della Lega che ha cambiato la linea, oggi è un po' più europeista, ma dice che l'Unione Europea deve fermare gli sbarchi della Libia, sono già più di 6.000 solo a marzo gli sbarchi in Italia e si deve ripartire dal patto di Malta. Quello famoso della redistribuzione, quello famoso, cita ancora gli stessi dati, che da settembre del 2019 ha consentito la redistribuzione di 970, mi pare, migranti, 970 migranti, l'87% era arrivato in Italia. Quindi un piano fallito, fallimentare, dal quale secondo lei bisogna ripartire, perché da settembre 2019 ricollocati a malapena meno di 1.000 migranti, la maggior parte era arrivata in Italia. Poi cita ancora, non abbiamo più fermato ONG che avessero salvato persone, i tempi di attesa sono scesi a 2 giorni e mezzo da quando sono io ministro, stesse identiche cose dette 20 giorni fa. Bene, ci vediamo sul sito ferdinandavarino.it, grazie per averci seguito, vediamo un po' di messaggi. Che dice Sabri, sono pienamente d'accordo con il giudice di Belluno, gli infermieri e i medici devono assolutamente farlo, il vaccino e per la nostra sicurezza. Fulvio ancora, il trattamento dei dati sanitari sensibili è normato, nemmeno pubblico ufficiale in servizio sulle strade può entrare in possesso, perciò ristoranti, compagnie aeree eccetera la vedo dura assai, ma mi sa che qui non seguiamo le regole normali e quindi vedremo che cosa succede del passaporto vaccinale. Ciao a tutti, unitevi al canale Telegram e mi raccomando scaricate così poi avete tutti gli aggiornamenti del sito e delle dirette. Buona giornata a tutti, ciao ciao.